scontato dirlo, ma è così. Claudio Baglioni e le sue canzoni emozionano. Ieri sera al Palagiglia di Favara il cantante romano con la sua band si è esibito per migliaia di persone con lo show Convoy Tour. L'allestimento dell'importante struttura del palco, trasportata su 5 tir, è stata completata qualche ora prima dell'inizio dello spettacolo. Un centinaio gli operatori dello staff, la maggior parte direttamente della produzione di Baglioni. Gli altri sono stati aggiunti localmente per i servizi di carico e scarico. Con lo spettacolo di ieri sera si chiudono per il cantante le 2 tappe previste in Sicilia. Prima di Favara, Convoy Tour è stato anche da Cireale. Le bellissime canzoni hanno emozionato i fan che le hanno cantate assieme al loro beniamino. Tutti i posti sono stati occupati, dalle poltronissime sul parquet del Palagiglia alle tribune. E come ogni evento che si rispetti non sono mancate le polemiche, soprattutto per la questione del servizio Transfert, dove oltre 1500 persone sono state obbligate ad attendere i pullman per essere accompagnati dal campo sportivo, dove hanno dovuto lasciare le proprie auto, fino al palazzetto. Ai fan del cantautore romano è stato chiesto di pagare un ulteriore biglietto di 2 euro di andata e ritorno per percorrere 4 chilometri. Segnalate anche le lunghe code con anziane e bambini al freddo in attesa di salire sulle navette a pagamento. In ogni modo, la calda atmosfera del concerto ha quasi fatto dimenticare il problema e tutto si è svolto nel migliore dei modi. Ottima la riuscita dell'evento, seppur, come segnalato da qualcuno nei posti a sedere in tribuna, l'acustica in quelle zone non era delle migliori ed il volume forse un po' troppo basso. Ma i giochi di luci, le musiche, il coordinamento nelle esibizioni, la maestria dei musicisti e la splendida voce di Baglioni hanno incantato i presenti. Adesso siamo in attesa di conoscere e partecipare al prossimo evento organizzato dalla cooperativa Il Sestante di Favara, oramai sinonimo di ottima organizzazione di eventi che contano.